Buonasera, se non fosse vero sembrerebbe una barzelletta, una farsa. Questa mattina il ministro De Micheli ha annunciato che manterrà la concessione la famiglia Benetton per il ponte Morandi di Genova, anzi il nuovo ponte appena ricostruito, ed è come un fulmine a ciel sereno, perché dopo 2 anni di accuse, di un linciaggio mediatico senza fine, ricordate Di Maio davanti alle macerie del ponte crollato, ricordate quel giorno una tragedia nazionale con 43 vittime, disse toglieremo subito la concessione ad Autostrade per l'Italia. E di fatto Autostrade per l'Italia, con la decisione del Ministro dei Trasporti, la mantiene. Saranno i giudici ovviamente a stabilire quelle che sono le responsabilità del gruppo di Ponzano Veneto, di una famiglia che, come in tutte le grandi famiglie, ha messo a segno grandi risultati, ha dato lustro a questo territorio, ma ha anche fatto degli errori. E sarà un tribunale a decidere se il gruppo di Ponzano Veneto è responsabile del crollo del ponte Morandi. Però nel frattempo ripensiamo alle parole così giustizialiste, alle intemerate di una parte della politica, il gruppo il Movimento 5 Stelle, che ha detto peste e corna di questa famiglia, anche comprensibilmente data la proporzione di questa tragedia. Però al di là del fatto che saranno i tribunali a stabilire se il gruppo di Ponzano Veneto ha delle responsabilità o meno, qui bisogna soffermarsi un po' su quello che sottintende a questo atteggiamento di Di Maio, di Toninelli, ricorderete, e cioè un odio sociale che riguarda tutto il mondo dell'impresa, riguarda chi riesce a creare benessere, chi è riuscito a creare tanti posti di lavoro, ed è proprio contro questo sistema produttivo che queste forze si scagliano sempre, con un giustizialismo senza senso e davvero inqualificabile e inaccettabile. E quindi per coerenza, quando uno fa il giudice, quando si erge così a magistrato, a chi vuole davvero stabilire la verità e lanciare accuse pesantissime ed emettere delle sentenze, è bene che prima studi, che prima capisca che non si può togliere una concessione così facilmente, non è una passeggiata, per non fare poi queste figure barbine. Quindi prima bisognerebbe che questi marxisti delle nuove generazioni che vogliono demolire tutto e che vogliono fare sempre i forcaioli, studino, si documentino e poi parlino, perché probabilmente prima o poi il gruppo Benetton potrà anche perdere la concessione, questa storia non è ancora finita, però altre persone perderanno la faccia.